Truffa delle criptovalute, gli indagati sono accusati anche di riciclaggio. Lunedì intanto a Dubai l'udienza per il rinvio a giudizio di Emanuele Giullini. Uno dei legali truffati dice il rischio è che i risarcimenti ci siano soltanto negli Emirati. Incendio nel capannone che funge da ricovero mezzi della nota azienda vinicola Bacicheto di Roncadelle e di Ormelle. L'intervento dei vigili del fuoco in queste ore. Auto data alle fiamme nella notte a Treviso, indaga la polizia, la proprietaria accusa è stato il mio ex, ho paura per me e mia figlia. La comunità di Tezze di Vazzola ha stretto attorno ai genitori di Giorgia Pizzinato nel giorno dei funerali, la salma della 27enne morta sabato scorso a Mareno accompagnata dagli amici motociclisti. Giornata storica a Montebelluna per l'inaugurazione del sottopasso di via Piave, la città non è più divisa in due, la aspettavamo da 50 anni, dice l'ex sindaco Marzio Favero. Comunali 2023, presentazione ufficiale per la lista civica di Mario Conte che avverte gli alleati, ognuno avrà il peso che merita, ma non è questo il tempo dei nomi. Annunciata una stretta sui furbetti delle case popolari. Sarà invece presentata il 4 marzo la lista civica a supporto del candidato di centrosinistra Denardi, questa mattina presente al sit-in di Europa Verde contro lo smog. Visita nel pomeriggio a Villa Franchetti del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, invitato dalla provincia di Treviso, ha promesso appoggio per il rilancio della struttura storica. Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Ilario Castagnier, nato a Vittorio Veneto, aveva 82 anni, guidò Milan, Inter, ma soprattutto il Perugia che nel 1979 arrivò secondo in campionato rimanendo imbattuto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano c'è ancora l'inchiesta sulla NFT, la truffa delle criptovalute. Gli indagati sono accusati anche di riciclaggio. Lunedì intanto a Dubai l'udienza per il rinvio a giudizio di Emanuele Giullini. Riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Vengono contestate anche queste ipotesi di reato ai soci della New Financial Technology nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Treviso sulla truffa delle criptovalute. Lunedì è prevista l'udienza per l'eventuale rinvio a giudizio a Dubai di Emanuele Giullini. L'avvocato bellunese Paolo Patelmo, che segue circa 400 investitori raggirati, commenta così i provvedimenti eseguiti dalla Guardia di Finanza nelle scorse ore. So che hanno sequestrato macchine al fratello, che hanno sequestrato altre cose, ma è veramente, non so se siano riconducibili a lui, comunque un'inezia rispetto a quello che è il risarcimento globale del danno che vantano i miei assistiti, che è circa 40 milioni di euro. Per cui l'unica forza risiede nell'azione a Dubai. Solo perché è stato truffato in quel territorio, allo Stato c'è la concreta possibilità di essere risarciti a stretto giro, spiega il legale che segue dei clienti proprio di Dubai, dal momento che la normativa degli Emirati prevede che in caso il danno patrimoniale venga rifuso, il reato collegato decada. Sono anche confortato dal fatto che i Giullini e il Visentini hanno già risarcito gran parte delle persone che si trovavano a Dubai. Se vogliono permanere a Dubai, dove non vi sono accordi per la estradizione, se vogliono restare lì dovranno sicuramente pagare tutti coloro i quali hanno presentato denuncia nei loro confronti. Evitare il carcere, pagare, non far celebrare il processo e rimanere negli Emirati, questa potrebbe essere la strategia, secondo Patelmo, con buona pace dei risparmiatori italiani e veneti. Non mi fa piacere dirlo, ma visto anche il nostro sistema giudiziario con i tempi lunghi che ha, in Italia sono rimasti i pesci piccoli e non so quanto siano peraltro responsabili di questa vicenda. Escludo categoricamente che questi si siano appropriati di soldi della NFT, perché non avevano la possibilità di farlo materiale, tecnica. La chiave della cassaforte di NFT è detenuta solo da Visentini. Adesso parliamo di un violento incendio che si è sviluppato poco dopo le 17 di oggi. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato un magazzino dell'azienda, nota azienda vinicola Bacicheto di via Fontane a Roncadelle di Ormelle. Nella struttura erano ricoverati trattori e attrezzi agricoli che sarebbero però stati messi in salvo prima che il tetto del fabbricato collassasse. Un deposito appunto per materiale per viticoltura. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sono arrivati da Motta di Livenza, Treviso, Conegliano e Pordenone con 2 autopompe, 3 autobotti e 16 operatori e hanno iniziato le operazioni di spegnimento
evitando un incendio generalizzato. La parte del tetto, come dicevamo, è crollata, sono in corso di spegnimento gli ultimi focolai. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause del rogo, ingenti i danni, la struttura è tuttora inagibile. Lo dicevamo, il magazzino dell'azienda vinicola Baccichetto a Roncadelle di Ormelle. Torniamo a parlare della tragedia di Marino di Piave. Proprio 7 giorni fa la morte di Giorgia Pizzinato, 27 anni appena, in un tremendo scontro frontale appunto a Marino. Stamane l'addio a Tezze di Vazzola. L'hanno voluta scortare con le loro motociclette nel suo ultimo viaggio. Gli amici di Giorgia Pizzinato, morta giusto una settimana fa nel tragico incidente a Marino di Piave. Ed ad attenderla dentro o fuori la chiesa di Tezze, la comunità che l'ha conosciuta, che si è stretta attorno a papà Lucio e mamma Giovanna, profondamente provati per il dolore dell'unica figlia morta a 27 anni nel fiore della giovinezza, senza un perché. Tanti gli occhi lucidi e gli sguardi tristi che hanno incrociato gli amici, che hanno portato a spalla la bara coperta da cuscini bianchi dove si distingueva un unico fiore giallo, a ricordare quanto Giorgia fosse speciale per chi l'ha conosciuta. Un distacco, un dolore sui quali il parroco Don Alberto Basso ha cercato di dare un segno di speranza. La morte riguarda tutti, tocca tutte le famiglie. Eppure quando sono i genitori a sopravvivere ai figli, il dolore è più grande. Tutto sembra perdere significato e direzione e noi, in silenzio, invochiamo Dio perché sia Lui a porgere, a bisbigliare al cuore del papà e della mamma di Giorgia una parola di vita che al di là di tutto, anche della morte, apra uno spiraglio di luce e lenisca il dolore. Un dolore immenso che si leggeva negli occhi della mamma, che non ha mai staccato lo sguardo dalla foto sulla bara, così a cercare una luce che si è spenta nello schianto di via San Pio X. Un dolore che anche il cugino Davide ha cercato di lenire nella lettera che ha dedicato alla giovane. Non avremmo mai voluto essere qui oggi per te. Non è naturale per una mamma e un papà perdere la loro unica figlia, ma il destino ha voluto così. Ora possiamo solo chiederti di aiutare tutti noi a superare questo dolore che ci ha colpiti nell'anima. Giorgia, sentiremo in ogni momento la tua presenza, ti ricorderemo per la tua gioia di vivere e per il tuo sorriso. Sorridi da lassù, dove avrai già incontrato nonno Angelo che ti proteggerà, come ha sempre fatto con la sua famiglia. Infine, nel silenzio rotto dalle campane a lutto, in oltre 600 hanno seguito in corteo il feretro per la tumulazione nel vicino cimitero di Tezze. E parliamo ancora di sicurezza stradale, non solo sensibilizzare i giovani nelle scuole ma anche i meno giovani, gli anziani, proprio nei centri anziani della Marca. Il 17 marzo il primo incontro. Il 17 marzo abbiamo la data, saremo a Mogliano al centro ricreativo degli anziani e con un folto gruppo di anziani saremo a parlare di questo tema e per cominciare l'operazione che poi andrà fatta sulle altre case per anziani. Un progetto non più solo sulla carta, ma che il 17 marzo si concretizzerà con il primo incontro pilota nel centro ricreativo per anziani di Mogliano. Il tavolo sulla sicurezza della provincia di Treviso insieme a ULSS 2 Motorizzazione partirà con un ciclo di appuntamenti che da Mogliano poi si estenderanno ai centri anziani di tutta la provincia per sensibilizzare i meno giovani sull'importanza di comportamenti corretti quando si è in strada. Un'oretta e mezza da dedicare con video e con animazioni per portare anche gli anziani. In realtà è lo stesso filo logico che adoperiamo a scuola con i ragazzi, perché li vogliamo portare dentro a dire quando sei utente debole devi difenderti. Parallelamente al lavoro con gli anziani continua l'impegno del tavolo provinciale con i ragazzi negli incontri negli istituti della Marca, ma l'obiettivo è quello di allargare la platea di utenti per raggiungere il maggior numero di giovani coinvolgendo i comuni. Quando il comune il sindaco consegna i certificati elettorali ai ragazzi, ai diciottenni, tutti i diciottenni in età scolare e quelli che vanno a scuola e quelli che vanno al lavoro, di prenderli e di dare alcuni punti fissi sulla sicurezza. E la sicurezza stradale è uno degli obiettivi, non l'unico, del nuovo sottopasso di Montebellune, inaugurato nel pomeriggio, una giornata storica per la città, per una opera che cambia anche la viabilità della città. Lo aspettavamo da 50 anni, ha detto l'ex sindaco Marzio Favero.
Quando avevo 10 anni c'erano due priorità per la città, pedonalizzazione e sottopasso ferroviario. 50 anni dopo ho realizzato queste opere da sindaco e questo mi riempie d'orgoglio. È stato un percorso a ostacoli, ma ora Montebelluna non sarà più tagliata a metà dal passaggio a livello, vero punto nero della viabilità cittadina, accettato per decenni con un mix di rabbia e rassegnazione. Il sottopasso di Via Piave è quindi realtà. Il taglio del nastro, un evento per il centro e non solo, tanti gli amministratori arrivati da tutto il territorio. Questa è un'opera che non è solo di Montebelluna, questa è un'opera del territorio attesa da più di 50 anni, quindi potete capire anche l'emozione di vivere comunque in prima fila questo momento veramente storico per la nostra città. Un'opera costata 10 milioni di euro, 2 anni di cantiere preceduti da 8 di attesa. L'importante è essere andati in porto non solo per le questioni legate alla riduzione delle code e dell'inquinamento, ma anche e soprattutto perché Montebelluna è un ospedale ed è importante che le ambulanze possano arrivare con una tempistica rapida a portare i soccorsi presso il nosocomio. L'altra protagonista della giornata però è lei, la signora Elena Bardini. Per consentire la costruzione del sottopasso ha abbandonato la casa di una vita trovando un altro alloggio. Se io non la cedevo rimaneva così, insomma, come era. Insomma, ha fatto un gesto per la comunità. Sì, per tutti, perché insomma se ognuno dobbiamo anche un po' cedere certe cose, è giusto che una casa è una casa. Io ho 90 anni, dunque un po' mi è dispiaciuto sul subito, però adesso purtroppo dovrebbe essere stato 30 anni prima. Torniamo alla cronaca e torniamo a Treviso. Auto bruciata in piena notte in via Foscolo, vicino allo stadio Tenni, appunto in città. Il rogo della Citroën C3 poco dopo l'1:30. La proprietaria, una barista romena di 32 anni che vive nella palazzina all'esterno della quale sono divampate le fiamme, accusa l'ex compagno di essere responsabile del rogo, sulla cui origine dolosa non ci sarebbero dubbi. L'auto, acquistata nel 2021 e parcheggiata all'esterno del garage, è andata completamente distrutta. Il condominio è stato evacuato, i residenti sono stati fatti rientrare dopo alcune ore. L'ex fidanzato della donna, un 36enne, l'aveva già minacciata nei mesi scorsi con un coltello ed era stato arrestato, ma le vessazioni sono proseguite. Ora la donna ha paura per sé e per la figlioletta di 5 anni. Indaga, come dicevamo, la polizia. Restiamo in città, apriamo la pagina politica, torneremo più tardi alla cronaca e ovviamente sotto i riflettori ci sono le comunali 2023. Stamane l'abbiamo visto anche in diretta nella nostra prima edizione, la presentazione ufficiale della lista civica, la lista del sindaco di Mario Conte, che avverte gli alleati: ognuno avrà il peso che merita, e annuncia anche una stretta sui furbetti delle case popolari. Sono davvero orgoglioso di rappresentare questa comunità, cioè adesso io non lo so se si percepisce da fuori, ma io amo questi cittadini e questa città in un modo davvero incredibile. Inizia ufficialmente con una dichiarazione d'amore alla città la campagna elettorale di Mario Conte. Famiglia, sostenibilità, futuro, le 3 parole d'ordine pronunciate a ridosso delle mura cittadine nel giorno del mercato, luoghi e simboli della trevigianità e di un capoluogo che non deve lasciare indietro nessuno, all'insegna della massima accessibilità. Parla del PNRR Mario Conte e di tutte le risorse che arriveranno da qui ai prossimi anni. Stiamo parlando per il territorio comunale di circa 800 milioni, ricordo che la Regione Veneto sta realizzando il nuovo ospedale, ricordo che è stato approvato il master plan di sviluppo dell'aeroporto, che non vuol dire maggiori voli, ma vuol dire maggiore coinventazione, vuol dire maggiore tutela degli aspetti ambientali. Cose fatte da fare in mezzo a diversi fronti aperti, l'edilizia popolare su tutti. Le famose auto di lusso sotto le case popolari, francamente io mi sono anche un po' stancato di vederle. Allora voi direte, allora fa qualcosa, avete ragione, faremo qualcosa, modificheremo i regolamenti e dialogheremo anche con gli enti superiori, perché guardate, io sono contento di continuare a prendere un sacco di parole, però le regole vanno cambiate a livello regionale e a livello nazionale. E poi c'è la forma che in campagna elettorale è sostanza. La presentazione della civica precede di qualche giorno quella della Lega. Nessuna concorrenza interna, assicura il sindaco, semmai complementarietà. Sarà una lista Lega molto forte anche
in virtù dei buoni risultati che siamo tornati a vedere in Regione Lombardia, con una Lega che è ritornata al 17%. Insomma, nell'area Lega si massimizza il consenso, anche perché c'è un alleato, Fratelli d'Italia, cresciuto esponenzialmente, intenzionato a far sentire tutto il suo peso. Stiamo dialogando, francamente non abbiamo mai parlato né di posizione né di numeri. L'accordo è che prima conquistiamo la fiducia dei nostri cittadini e dopodiché l'impegno che io mi sono preso è quello di riconoscere il giusto peso a tutte le forze che oggi hanno deciso di sostenermi. In attesa dei nomi dei candidati consiglieri e della loro distribuzione tra Lega e Civica, le photo opportunity sono un primo significativo indizio. Certo, nella lista Cheng Cheik, rappresentante della comunità senegalese. Io non vorrei sentire destra e sinistra, no, io voglio sentire una politica integrativa. Voglio sentire una politica partecipativa, è questo che mi interessa nel progetto di Mario. Io sono senegaliano, allora nato in Senegal, proprio col cuore italiano. Tra endorsement e strette di mano si riparte con lo stesso simbolo di 5 anni fa, obiettivo questa volta il 2028. Però fatemi una cortesia, adesso basta far festa, dovremmo vincere le elezioni. È la grande possibilmente. Sarà invece presentata il 4 marzo la lista civica a supporto del candidato di centrosinistra De Nardi, questa mattina presente al sit-in di Europa Verde contro lo smog. Noi abbiamo sforato i 50 microgrammi metro cubo di polveri sottili ogni giorno e per 7 giorni negli ultimi 10 giorni, con livelli appunto fino a 140 microgrammi, quindi è una situazione veramente che va a diventare critica soprattutto per i bambini e le persone anziane. Le condizioni meteo non aiutano una situazione già critica e che per il circolo trevigiano di Europa Verde dovrebbe essere affrontata in maniera diversa anche dall'amministrazione. Bisognerebbe sicuramente pedonalizzare il centro, creare una serie di parcheggi scambio esterni fuori dalle mura, in modo tale che le persone possano prendere una navetta, spostarsi fino al centro in modo ecologico e poi appunto il centro solo pedonale. Più che un'emergenza, un fenomeno. Nel presidio in Porta San Tommaso c'è chi indossa la maschera antigas e a bocciare l'area trevigiana arriva anche il candidato di centrosinistra. Una città che vuole essere moderna, che vuole essere a misura d'uomo, non può permettersi di avere una qualità dell'aria così scadente. E purtroppo non stiamo neanche facendo nulla per sollevare e alleviare il traffico e la pressione delle auto sulla città. Qui siamo adesso al mercato, credo che sia l'unico mercato in cui le auto passano in mezzo al mercato. Tutti i temi per la campagna elettorale, con De Nardi che svela la data di avvio ufficiale della sua civica. La presentazione molto probabilmente verrà fatta il giorno 4 marzo, che dovrebbe essere sabato 4 marzo. Quindi state chiudendo il cerchio? Sì, ma diciamo che la squadra c'è, è una grande squadra, sono molto felice ed è forse la cosa più bella che ho vissuto in questi giorni. Può anticiparci qualche nome? No. Quando sarà il momento, come ho detto, ogni frutto ha la sua stagione. Fra una settimana intanto le primarie del Partito Democratico, 66 seggi nella Marca, rush finale per i due principali sfidanti Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, a favore del primo buona parte degli amministratori del Trevigiano. Dobbiamo trovare di nuovo la centralità anche per il nostro territorio trevigiano. È vero, siamo una minoranza in questo momento perché prevale un'altra parte politica, questo è sotto gli occhi di tutti, ma questo non vuol dire che dobbiamo essere marginali, residuali, e la nostra forza la possiamo dimostrare attraverso quello che facciamo quotidianamente. Tengono a precisare che non è la mozione né tantomeno il partito dei sindaci, ma è un dato di fatto che nella Marca la stragrande maggioranza degli amministratori locali appoggi Stefano Bonaccini quando manca circa una settimana alle sofferte primarie del Partito Democratico. Io
Sostengo la mozione Bonaccini, consapevole che quello del 26, delle primarie del 26, è un appuntamento molto importante, che per il rilancio del PD non può essere vissuto con leggerezza ma con piena consapevolezza. Quindi io punto a quello che può essere il cambiamento, ma possibile popolare, perché tutti quanti parlano di cambiamento, che poi questo sia possibile, concreto e fatto con le persone e per le persone è un altro paio di maniche. Restare o meglio ritornare sul territorio, dicono i primi cittadini. Quanto alle priorità sono quelle dettate dal quotidiano, quello per l'appunto vissuto nei municipi di provincia. I concittadini vengono e ci esterno le loro titubanze, le loro preoccupazioni in termini sociali ma in termini anche di salute. Riuscire a dare queste risposte è molto importante e gli amministratori che hanno voglia di farlo è giusto che abbiano la possibilità di farlo e dare queste risposte. La macchina organizzativa delle primarie intanto è in movimento. Stiamo definendo adesso, siamo su una 60ina di seggi, si voterà domenica 26 febbraio dalle 8 di mattina alle 8 di sera, in un momento critico per la democrazia. Abbiamo visto con le elezioni in Lazio e in Lombardia, credo che sia un impegno da parte di tutti coloro che pensano che si devono cambiare le cose da una prospettiva di centrosinistra, partecipare e far partecipare le persone a votare. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare del super bonus. Rieccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso. Dunque il super bonus, o meglio il super bonus affondato dal governo, lo stop allo sconto in fatture e all'acquisto dei crediti fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni. C'è non solo l'allarme dei costruttori, l'abbiamo visto ieri, ANCE, gli artigiani. La nota di oggi è quella dell'Ordine degli Architetti di Treviso, che dice: il governo faccia marcia indietro, a rischio migliaia di imprese e professioniste. Sono le parole del presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso, Marco Pagani, che dice: ancora una volta si cambiano le regole del gioco a partita in corso senza proporre soluzioni alternative o valutare adeguatamente gli inevitabili e devastanti contraccolpi economici a scapito delle famiglie che hanno avviato cantieri, di chi ogni giorno, sia un'impresa o un professionista, si impegna per far crescere e crescere l'economia del nostro territorio. Quindi un ulteriore appello dell'Ordine degli Architetti. Sappiamo il tema è caldissimo. Nel prossimo servizio l'analisi della CGA di Mestre. Sarebbe sbagliato parlare di assalto alla diligenza, ma altrettanto ingiusto non riconoscere che il super bonus ha provocato un costo in capo alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che sono stati efficientati. Sono state oltre 372.000 in Italia le certificazioni depositate entro il 31 gennaio per beneficiare del cosiddetto 110%, che allo Stato costa quasi 72 miliardi di euro, oltre 12 milioni di edifici di cui solo poco più del 3% a uso abitativo. A fornire questi numeri è l'ufficio studi della CGA di Mestre, a fronte del decreto del governo che impone lo stop alla cessione dei crediti. È il Veneto la regione che è ricorsa maggiormente al super bonus in Italia. Oltre 46.000 asseverazioni, il 4,4% del totale nazionale. Importo medio delle detrazioni a fine lavori in Veneto 151.000 euro contro una media italiana di quasi 193.000. Super bonus che non va bocciato, dicono gli artigiani di Mestre, visto lo slancio che ha restituito a un settore strategico come l'edilizia, ma al decreto urgono dei correttivi. Ora va trovata una soluzione per le tante famiglie e aziende che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti non più esigibili. Una situazione che, se non affrontata subito, rischia di far fallire molte aziende del settore delle costruzioni. Intanto sul fronte giudiziario ci sono 4 professionisti trevigiani sotto indagine. È la truffa del bonus facciate. Si sono finti imprenditori solamente per incassare il bonus facciate, poi sono spariti nel nulla. 4 professionisti trevigiani indagati dalla Procura della Repubblica per aver indebitamente acquisito crediti per oltre 200 milioni di euro. L'ipotesi di reato è quella di truffa ai danni dello Stato. Non solo i furbetti del super bonus 110%, quindi, ma anche le agevolazioni relative alle facciate di abitazioni e condomini hanno invogliato più di qualche malintenzionato a mettere in piedi un raggiro. In questo caso i 4 professionisti avrebbero fatto
fatto passare per reale, tramite attestazioni fittizie, la costituzione di un'impresa e per farlo si sono serviti delle partite IVA per l'edilizia aperte da giovani dell'Est Europa che si sono prestati alla truffa. Quindi è bastato caricare i dati nel sito dell'Agenzia delle Entrate tra il 2020 e il 2021 e comunicare lavori neppure avviati. Una procedura semplice che è stata poi resa più complessa e difficile da aggirare, ma nel frattempo i crediti sono stati acquisiti. Solo a posteriori le indagini della Guardia di Finanza hanno fatto emergere la truffa, rispetto alla quale gli accertamenti sono tuttora in corso. Andiamo a Preganziol, Villa Franchetti. Nel pomeriggio la visita importante del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, invitato dalla provincia di Treviso, ha promesso appoggio per il rilancio della struttura storica. Tante idee, tanti progetti, bisogna coinvolgere i privati e non solo. Dalla cultura allo svago, dice Sgarbi, con una provocazione finale in puro stile Sgarbi. Sentite. Pensavo di trovare una situazione più grave dal punto di vista, diciamo, della conservazione, e invece la conservazione è buona e l'utilizzo è avvantaggiato dal fatto che non c'è da parte della provincia l'intento di speculare, ma di trovare un partner che assuma una manutenzione che è il destino perché un edificio possa continuare a vivere. Quindi credo che una manifestazione di interesse da parte della provincia possa evocare soggetti imprevedibili che vanno dal FAI con cui ho appena parlato per attivarli a un'eventuale acquisizione nell'ordine del loro metodo di acquisire, restaurare e aprire al pubblico. Poi parlerò con Mediolanum e con Intesa San Paolo per vedere se nelle loro iniziative non abbiano in mente qualcosa che può far diventare questo una sede museale, come d'altra parte la Biennale di Venezia, che nella sua estensione dei padiglioni potrebbe trovare qui un padiglione per la Biennale che dura poi ormai 6 mesi all'anno. Adesso nei prossimi giorni parleremo con il Presidente della Provincia, col Presidente della Regione e vedremo di cercare di proporre per chi vuol fare un'offerta, che non è un'offerta d'acquisto ma è un'offerta di utilizzo, la forza attrattiva di questo luogo, tra l'altro vicino a Venezia, vicino a Treviso. Si possono fare tante cose, il posto è talmente versatile, è talmente ben conservato. E come sono disposte le stanze, una delle brechesse che ho visto sarebbe un relais perfetto, ma ce ne sono vari nelle ville del Veneto, per cui non è una dissacrazione. D'altra parte questi sono luoghi in cui abitavano persone per il loro diletto, quindi non è che una villa dove la gente ha goduto, fatto feste, deve essere un luogo in cui le feste devono essere escluse, anzi un posto per feste è la destinazione naturale di una villa. Vicino a Caserta fanno un matrimonio, che devono fare? Hanno fatto solo feste, ma puoi fare matrimoni tutti i giorni, anzi facciamo una società con il Presidente della Provincia, mettiamo un po' in ordine e facciamo matrimoni. Facciamo un matrimonio a settimana, soprattutto facciamo sede centrale per i matrimoni gay, testimonial chemical. Adesso il lutto nel mondo del calcio per la morte di Ilario Castagnier, allenatore storico del Perugia e di diverse altre squadre italiane. Era nato 82 anni fa a Vittorio Veneto. Ad annunciare la scomparsa il figlio Federico su Facebook. Oggi se n'è andato il sorriso più bello del calcio italiano, grazie a tutti i medici e il personale sanitario dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Perugia, che queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà, ha aggiunto il figlio. Castagnier, che aveva compiuto 82 anni lo scorso dicembre, era stato allenatore della Lazio, del Milan e dell'Inter nei primi anni 80, ma soprattutto ricordato per aver guidato il Perugia a più riprese, ma soprattutto il Perugia storico dei miracoli, cosiddetto, che nel 1979 da imbattuto arrivò secondo in campionato dietro al Milan. Se n'è andato dunque oggi Ilario Castagnier. Torniamo a parlare di scuola e di lavoro. Si chiama apprendistato duale, la nuova forma di alternanza scuola-lavoro che sta prendendo piede in tutto il Veneto, anche nella Castellana, grazie a un progetto di Confartigianato. Mi fa molto piacere sentire che non solo le scuole professionali sono interessate a questo tipo di accordi, ma addirittura i licei o quant'altro lo vedono come strumento per un'opportunità
per far crescere nell'ambito della scelta che può fare un ragazzo. Studenti e lavoratori insieme sono i ragazzi che aderiscono all'apprendistato duale, che vede a Castelfranco un innovativo progetto portato avanti da Confartigianato Imprese, in cui sono già coinvolti una settantina di allievi degli istituti dell'area. Una nuova forma di alternanza scuola-lavoro di cui si è parlato in una tavola rotonda alla presenza delle scuole stesse, Ipsia Galilei, il primo ad aderire al progetto, ma anche Barsanti, Martini, Liceo Giorgione, Nightingale, Rosselli, Maffioli, Segra, Lepido Rocco, Fondazione Opera Montegrappa e Irigem. Assumerli all'inizio della quarta superiore e accompagnarli fino alla maturità dell'anno successivo, quindi consente all'impresa un percorso più ampio di investimento formativo sul ragazzo. Il ragazzo per questi 16-17 mesi che ci sono in questo intervallo è dipendente effettivo dell'azienda, ha una busta paga, gli vale per la pensione, quindi è un salto completamente diverso rispetto all'approccio che c'è stato finora. Abbiamo sicuramente i nostri ragazzi che sono entusiasti di poter essere studenti lavoratori. Le famiglie ci appoggiano e rispondiamo a un'esigenza che c'è nel territorio. Un'esperienza formativa che va ben al di là di quanto era stato sperimentato finora, un vero e proprio investimento sul futuro. Quando i ragazzi arrivano direttamente dal mondo della scuola, quando che fanno il periodo di stage, quello obbligatorio e quant'altro, assumono basse competenze, non hanno una formazione sia a livello pratico e tecnologico, dove a scuola non possono avere gli strumenti chiaramente per essere preparati al mondo del lavoro che è attuale. Competenze che riguardano anche la sicurezza dei lavoratori con gli studenti, che saranno formati con la massima attenzione. Bisogna che ci siano tutte le prescrizioni da norma, che siano formati, che seguano un percorso di ascolto in azienda di tutte le regole inerenti alla sicurezza che ogni azienda oggi obbligatoriamente deve avere. L'ecologia, il rapporto uomo-natura, la flora e la fauna sono i temi della Winter School che si terrà al Parco dello Storga da domani fino al 22 febbraio. Perché non è solo una questione ecologica, ambientale, è appropriarsi dell'ambiente, prendersi cura, vuol dire anche lavorare sul tessuto sociale, lavorare a livello preventivo, lavorare a livello con i genitori, ecco, con tutte le istituzioni. In questo la provincia di Treviso è molto presente. Quindi da questo punto di vista il bullismo si vince prima di tutto con la prevenzione. Parlare di natura ed ecologia significa soprattutto prendersi cura dell'uomo. Parte da questa riflessione Nicola Giacopini, direttore dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, per presentare la Winter School che dal 19 al 22 febbraio si terrà al Parco dello Storga in collaborazione con la provincia di Treviso. 4 giorni per 4 moduli rivolti a studenti universitari e delle scuole superiori. Ci saranno 4 mattinate rivolte alla formazione, all'educazione civica e ambientale, in particolare sugli assi propri della Laudato Si, quindi l'aspetto della valorizzazione del territorio, il rapporto con sé, il rapporto con gli altri, il rapporto con l'ambiente e l'apertura alla trascendenza, perché prima di tutto ci vuole anche formazione e dialogo compartecipato tra docenti e studenti. Sul progetto mobilitate diverse sigle del volontariato sociale e ambientale, la cooperativa Comunica, il gruppo Grotte Treviso e la Venta, associazione dedicata alle esplorazioni geografiche. Visiteranno delle grotte, il contesto dello Storga, dove prenderanno consapevolezza della flora e della fauna del nostro parco, con il filone di sensibilizzare appunto le giovani generazioni al rispetto ambientale. Vi ricordo l'appuntamento importante martedì 21, martedì grasso, un appuntamento da non perdere con la nostra emittente, perché subito dopo la nostra prima edizione dalle 14:30 in diretta vi racconteremo la grande tradizionale sfilata dei carri mascherati lungo le vie della città, un evento che torna, come sappiamo, a Treviso dopo 4 anni, e dunque dalle 14:30 la diretta dei carri mascherati a Treviso, appunto dalle 14:30, martedì 21, martedì grasso, per la festa finale di questo Carnevale di Rinascita 2023. Adesso le notizie dal Bellunese.
E partiamo con la cronaca giudiziaria perché il pubblico ministero Alberto Primavera ha chiuso le indagini sul tragico incidente avvenuto lo scorso 7 luglio 2022 a Longaroni. Da alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'imbocco della Galleria Termine è emersa una dinamica diversa rispetto a quella inizialmente accreditata. Nicola Valmassoni, il 29enne cadorino, fatto passare per essere un motociclista spericolato di stato, fu invece vittima innocente, come vediamo nelle immagini, di un'auto che invase la corsia all'improvviso, senza lasciare il tempo di reagire. La Skoda che lo investì andava ad almeno 90 km/h, ben oltre il limite consentito su quel tratto di 70 km/h, invadendo la corsia di sinistra e andandosi a scontrare contro la Ducati di Valmassoni, che cadde dalla moto, colpì diverse volte il guardrail, riportando delle ferite che purtroppo non gli lasciarono scampo. Dunque in queste ore la svolta sulle indagini della tragica fine di Nicola Valmassoni, 29enne cadorino, morto in quel 7 luglio 2022 a Longarone. Ci sono due temi importanti all'ordine del giorno dei sindaci del consorzio BIM, la questione energetica e la carenza di infermieri nelle case di riposo. Assemblea dei comuni del BIM, bacino imbrifero montano del Piave, in discussione l'approvazione di un bilancio che anche per il 2023 è attorno agli 8 milioni. Novità è la scelta di stanziare fondi in un settore, quello del sociale, che normalmente non era tra quelli di cui si occupava il BIM. Necessario infatti finanziare i corsi per infermieri affinché gli stessi giungano al termine, con la speranza che poi almeno qualcuno dei nuovi professionisti rimanga sul territorio pensando alle esigenze di chi si occupa degli anziani. Le case di riposo e i soggetti pubblici che hanno chiaramente avuto delle difficoltà enormi nella copertura delle proprie spese energetiche durante l'anno 2023. In più interverremo sui corsi per operatori sociosanitari, che sono un problema anche questo rilevante che ci è stato portato all'attenzione di chi poi segue i corsi formativi, e quindi facendo un'analisi generale della provincia ci siamo trovati con degli ammanchi di personale all'interno del nostro territorio di oltre 400 persone a servizio, appunto, delle persone in difficoltà, e questo crea a catena una serie di problematiche anche all'interno delle comunità ristrette, come potrebbero essere le unioni montane e le case di riposo. Ovviamente il tema principale è la partita energetica, dando la massima attenzione all'evoluzione del contesto e alle necessità dei soci del consorzio. Abbiamo ovviamente accantonato una serie di fondi a favore delle vallate, quindi il nostro consorzio è fatto da 3 vallate che lavorano sul territorio capillarmente, con interventi sia nell'ambito del sociale che nell'ambito degli investimenti a favore dei comuni, che sono poi i soci territoriali. Quindi il lavoro è tanto, stiamo lavorando sugli aspetti energetici con il monitoraggio e l'attenzione alla futura di prossima uscita normativa sulle comunità energetiche, quindi questa sarà un'altra partita importante che il consorzio cercherà di portare avanti insieme ai propri soci. A Belluno la politica cittadina e le richieste di valore comune alla maggioranza. Opposizione, ma non per principio. La lista Valore Comune, che nacque attorno alla candidatura a sindaco di Giuseppe Vignato, apprezza il tentativo di coinvolgimento di De Pellegrin nei confronti delle opposizioni, ma si lamenta del quadro poco chiaro che emerge sulla situazione del BIM, a partire dalla nuova sede ipotizzata a Levego. Per realizzarla si spenderebbero tra gli 8 e i 10 milioni, che rapportati agli attuali 200.000 euro annui di affitto richiederebbero un ammortamento di 50 anni, quando invece si sa che l'acquedotto bellunese è un colabrodo che necessiterebbe di interventi importanti. Noi chiediamo al sindaco di farci capire al più presto quello che saranno le loro intenzioni. Quindi non possiamo aspettare, come dice Attilio Somaviglia, a settembre affinché i consigli comunali vengano a conoscenza del loro progetto. È un progetto importante che noi possiamo anche sostenere, ma dobbiamo capire di che cosa si tratta. Preoccupazione poi per lo stato di Sersa, penalizzata dalla carenza di infermieri e OSS, senza i quali non si possono accettare nuovi ospiti. Senza le cui rette il bilancio dell'ente precipita verso un rosso irreversibile. Sersa è da monitorare costantemente. C'è un problema di infermieri, di OSS, di personale, e che quindi non permette una crescita del numero di persone che vengono ricoverate all'interno della struttura. Questo significa avere un meno introiti e quindi più spese per il comune. Noi siamo qui per controllare costantemente.
Un evento sociale dedicato all'inclusione ma anche al divertimento sulla neve è Snowabili. 4 giornate di inclusione ed esperienza sulla neve per circa 300 ragazzi con disabilità. Si è conclusa ad Alleghe Snowabili, un evento sociale dedicato al divertimento sulla neve organizzato da Crossabili, Mattia Catapan e Alvaro Dalfarra. La manifestazione si è svolta grazie al sostegno di Fondazione Cuore, con la collaborazione di aziende ed associazioni che hanno voluto rendere possibile l'iniziativa. Un'esperienza unica, la cosa più bella è stato proprio vedere come i ragazzi, ma anche i loro educatori, si sono emozionati e ci hanno ringraziato perché è stata una giornata veramente unica, per non dire epica. La cosa bella che mi piace è che abbiamo tutti un nome scritto, vedete, vabbè non ce l'ho più, l'ho perso, comunque ognuno di noi ha un'etichetta che dice chi sei, non sei un numero ma sei una persona, e ci vogliono davvero pochi secondi per conoscere nuovi amici che non si avevano mai incontrato. Ogni giorno associazioni diverse provenienti da tutto il Veneto si sono trovate a risalire la montagna in cabinovia per raggiungere i piani di Pezzè. All'arrivo i ragazzi in carrozzina sono stati accompagnati dal team Crossabili, dalle forze dell'ordine e dagli addetti dell'Alleghe Funivie, con motoslitte e carrelli a loro dedicati. Esperienze stimolanti ed uniche per le persone con disabilità, per reagire e rimettersi in gioco, dimostrando che un'altra autonomia è possibile anche al di fuori del contesto familiare. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Prosegue il periodo di calma meteorologica con l'alta pressione sempre ben presente sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 19 febbraio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura cielo nuvoloso con varie nebbie spesso fitte e persistenti per tutta la giornata. Sui monti maggiore alternanza di nuvole e rasserenamenti. Temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 7 e 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con possibili nebbie locali in pianura, qualche schiarita invece in montagna. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo nubi basse al mattino, specie a sud e a est. Dal pomeriggio invece ampie schiarite soleggiate. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 13-15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.